Per supportare la ripresa, il governo, con il decreto liquidità, aveva previsto garanzie di Stato su finanziamenti erogati a favore delle imprese. Finanziamenti che però, ad oggi, molte aziende richiedenti non hanno ancora ottenuto. Al centro del problema vi sono i tempi di attesa dovuti alle procedure attuate dalle banche. Secondo una rilevazione di Confartigianato, ha presentato domanda di prestito il 30% delle imprese e di queste soltanto la metà ha ricevuto i soldi richiesti. Sentiamo Luigino Bari, presidente di Fidi Nord-Est. Sicuramente lo stato dell'arte è che le imprese non hanno ancora ricevuto liquidità e questo è un grande problema. Noi sollecitiamo da tempo le banche, però diciamo, dobbiamo anche dire le cose come stanno. Le banche stanno lavorando e anche le banche di credito cooperativo hanno ripreso diciamo, la loro operatività in pieno, ma purtroppo dobbiamo scontrarci con, come al solito con la legge, cioè il governo che dice una cosa, Banca d'Italia che ne dice un'altra, e questo dobbiamo chiarirlo anche ai non addetti ai lavori, perché se da una parte il governo dice liquidità a tutti e lo dice il mondo intero, lo diciamo tutti, dall'altra parte abbiamo Banca d'Italia che dice attenzione, le regole sono chiare e la liquidità va data a chi ha merito creditizio, cioè a chi riesce a ritornare il credito. Inoltre, se noi andiamo a valutare le imprese che piano piano dovrebbero recuperare il loro fatturato, ma sicuramente se noi andiamo a valutarle nei prossimi mesi, sicuramente la situazione sarà peggio che adesso. E pertanto significa che avranno minor diremo così, accesso al credito. E se noi non andiamo a bypassare questa prassi che vuole Banca d'Italia, sicuramente non avranno più credito queste imprese. Quindi se vogliamo che le imprese riescano a superare questo momento di difficoltà, dobbiamo assolutamente dare liquidità al di là dello stato dei fatti, cioè della crisi delle imprese, perché è chiaro che molte imprese saranno in crisi in questo momento e noi dobbiamo aiutarle. Non darle credito vuol dire farle chiudere.